Dianese Golfo Ceriale sfida tra formazioni in quella parte di classifica di Promo H, una sorta di limbo tra le zone che contano e quelle che scottano, una gara che terminerà a reti bianche ma che non sarà avara di emozione. La prima dopo pochi minuti con insolito del Ceriale che non centra la porta da buona posizione. Dominici e un presunto tocco di mano in aria sono la risposta della formazione di Colavito, che non riesce comunque ad impensierire Scola, cosa che riesce benissimo al solito insolito del Ceriale. Solita anche la parata di Mena, come del resto il contropiede susseguente di Casassa, che però non riesce a centrare la porta avversaria, e che anche l'ultima occasione di un primo tempo tutto sommato divertente. Dello stesso avviso alla ripresa nell'immagine di Speedy Boom Boom Vaccarezza, che iniziano con l'occasione per un mette mai stranamente poco prolifico sotto porta. Da un reclamo all'altro in questa ripresa le crama la massima punizione anche il Ceriale. Le ultime immagini parlano di un tentato assedio della danese, ma né Casassa né Dominici riescono a centrare la porta difesa da Scola. Diano Marino termina 0-0, un punto che lascia un po' di amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa.